Marco Mugnaini, contro il Portogallo ci avete provato, ma i portoghesi erano più forti. Sì, peccato perché avevamo preparato la partita oggi col mister, siamo stati tanto a parlare, a guardare video. Il peccato perché ci credevamo, da me compreso, tutta la squadra, lo staff, e devo fare anche complimenti al Portogallo perché in alcune parti sono stati più bravi e bisogna dirlo. E ora dobbiamo pensare a domani, che è un'altra partita importante e dobbiamo prendere la medaglia. La partita di oggi si mette in scia con le prestazioni contro Spagna e Portogallo avute nel girone. Domani c'è la Francia che invece nel girone vi ha regalato la più grossa delusione. Ecco. Domani è secondo me la partita più difficile da giocare perché abbiamo perso una semifinale, siamo stanchi, ma domani dobbiamo vincere, dobbiamo scendere come se davanti abbiamo Portogallo e Spagna, non dobbiamo pensare alla Francia, e quindi è difficile e dobbiamo scendere concentrati in pista e dobbiamo mettercela tutta perché dobbiamo prendere la medaglia per rimediare alla sconfitta che c'è stata nel girone. Al di là della sconfitta contro la Francia nel girone, la Francia oggi ha fatto penare anche la Spagna in semifinale. Ho visto, sì. No, no, la Francia è una bella squadra, ha un grandissimo portiere che ho visto e niente, siamo alla pari, dobbiamo mettercela tutta e niente, prendere il bronzo perché per levarci almeno la soddisfazione e andare indietro la partita che abbiamo fatto nel girone. Grazie.